Beer è prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Andiamo a vedere un po' la situazione dopo il passaggio del maltempo del pomeriggio. Interventi in corso da parte della protezione civile e dei vigili del fuoco per la rimozione di alberi, rami e tegole e tetti scoperchiati finiti a terra dopo il passaggio dell'ondata di maltempo che tra le 13:45 e le 15 ha interessato diverse zone della nostra regione. Pioggia e vento con fenomeni di downburst che in pochi minuti hanno spazzato via l'afa e provocato qualche danno. Interventi per problemi alla distribuzione dell'energia elettrica nella zona di Cordovado per pali con relativi cavi abbattuti dal vento. Alcuni diportisti viene segnalato anche in difficoltà nella zona marina all'interno della laguna di Grado. Problemi a Moraro, in provincia di Gorizia, a causa un palo della rete telefonica finito sulla sede stradale. Non si segnalano per fortuna feriti. La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ricorda che l'allerta meteo è in vigore fino alle ore 18 di domani, venerdì 19 agosto, gialla per rischio temporali forti su tutto il Friuli Venezia Giulia. Nel frattempo, poco dopo le 15:30, è tornata regolare la circolazione ferroviaria tra San Donà e Quarto d'Altino sulla Trieste-Venezia per le avverse condizioni meteo che hanno interessato la zona. E andiamo a chiudere con il Covid. In Friuli Venezia Giulia su 4.908 test e tamponi sono state riscontrate 949 positività, 2.116 tamponi molecolari, 202 nuovi contagi, 2.742 test rapidi antigenici, 747 i casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti 209. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nel bollettino quotidiano. Nella giornata odierna si registrano 2 decessi. Grazie per la cortese attenzione. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Come sempre, ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.